In viaggio è una mostra itinerante di immagini e di parole che provengono dal mondo dell'emigrazione. Da coloro che dal Friuli Venezia Giulia, dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, dal 1870 circa in poi si sono recati in giro per tutto il mondo. È una mostra che intende recuperare una memoria che per noi è molto importante anche oggi. Il Friuli infatti è divenuto una zona di immigrazione e quindi ci siamo accorti che recuperando la storia delle persone che sono andate all'estero si poteva fare un buon servizio alla comunità per organizzare meglio l'accoglienza di coloro che adesso vengono in Friuli Venezia Giulia. La mostra è indirizzata soprattutto al mondo delle scuole, al mondo dei giovani e raccoglie testimonianze che vengono soprattutto da un archivio, l'archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale, AMMER, che si può trovare in rete. È il più grande archivio di emigrazione esistente in Italia ed è un archivio promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia assieme alle università di Udine e di Trieste. La mostra itinerante ha fatto già tappa in numerose località della regione e in questo momento si trova a Udine, al Museo Etnografico del Friuli e in ogni sede noi aggiungiamo una parte di mostra e qui a Udine abbiamo voluto occuparci dei doni degli emigranti e quindi anche in collaborazione con il Museo Civico di Buia presentiamo degli oggetti che gli emigranti nel tempo hanno sempre portato alle loro famiglie e alla loro comunità per generosamente donare delle testimonianze e degli oggetti che ricordano la loro permanenza all'estero. La mostra è organizzata in varie sezioni, c'è una parte introduttiva che riguarda appunto il tema delle migrazioni, quindi inquadra l'emigrazione dal Friuli Venezia Giulia nei più vasti movimenti delle popolazioni che sono sempre esistiti, poi continua con un'analisi dei luoghi di destinazione e possiamo ben dire che i nostri corregionali si sono sparsi in tutti e 5 i continenti e poi focalizza alcune zone di provenienza con le specializzazioni dei mestieri che riguardano le varie località della nostra regione. È molto importante affermare che c'è anche un'attenzione particolare a coloro che dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, pur non avendo una grande tradizione di emigrazione, si sono trovati nel secondo dopoguerra nella necessità di emigrare dopo il periodo di profuganza.